Sullo sfondo delle terre del Piave la messa in scena del lento declino del mito della Serenissima, dall'invasione napoleonica all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, con il referendum del 1866. Questa è la storia che ispira Il Leone di Vetro, lungometraggio presentato alla 71esima Mostra del Cinema di Venezia, film che intreccia gli avvenimenti epocali alle vicende particolari di due famiglie venete, gli aristocratici Querini e i Biasin. Gli uni proprietari terrieri, gli altri affermati raffinatori di uve e produttori di un vino, il Raboso del Piave, che esportano in tutta Europa in bottiglie che portano l'effigie del leone alato di San Marco, simbolo di una terra gloriosa divenuto un fragile leone di vetro che si infrange contro gli eventi della storia. Noi raccontiamo nello specifico proprio i giorni che precedono questo plebiscito e poi la storia dopo un anno, con quello che ha comportato. Il film, prodotto da Venice Film con il sostegno di Regione Veneto, Consorzio Vini Venezia e Provincia di Treviso, è stato girato in varie location venete e soprattutto nel Trevigiano nella scenografia naturale di Borgo Malanotte, località che oggi presta il suo nome alla più prestigiosa produzione di Raboso, il Malanotte di OCG. Borgo Malanotte è un posto meraviglioso, io l'ho detto già in altre interviste, sembra che il tempo si è fermato. Gli abitanti hanno partecipato attivamente a questo lavoro e devo dire dei volti meravigliosi che hanno indossato i costumi d'epoca in un modo meraviglioso. Ci sono delle fotografie che hanno fatto e hanno anche loro lavorato ad antichizzarle che veramente sembrano foto d'epoca, è una cosa meravigliosa che hanno fatto, un bellissimo lavoro, però ecco, scenograficamente gli interventi lì sono stati fatti pochi come interventi perché proprio proprio le varie architetture, lo spazio, la strada stessa, non abbiamo fatto niente perché era così, andava benissimo perché proprio rispettava l'epoca. E proprio il vino è il filo che unisce le tante storie di questo film che ha il merito di portare sul grande schermo l'eccellenza del Veneto, ma anche di raffigurarne una memoria troppo spesso dimenticata. Io ho avuto la fortuna con pochi intimi di vedere questo film ai primi di luglio e devo dire che siamo usciti tutti dalla sala con gli occhi bagnati dalle lacrime, perché vedere questi luoghi, Borgo Malanotte è conosciuto forse poco anche a Treviso o nel Veneto intero, ma credo che Borgo Malanotte rappresenta la nostra storia, questo borgo medievale che sicuramente ha delle capacità e delle conoscenze da trasmettere importantissime e credo che questa sia un'altra chicca all'interno di questo meraviglioso film che è stato realizzato.